non è affatto scontato che quella spinta morale alla libertà e ai diritti che allora c'era e che stava producendo la Costituzione repubblicana oggi non debba essere riscoperta in tutta la sua valenza, senza dare per scontato niente, perché niente è più scontato, e ricordandoci che nessuna conquista è mai definitiva e nessuna libertà ci viene mai regalata. Può essere duro, può essere persino a costo della vita, ma bisogna sapere sempre riconquistare le cose che credevamo di avere acquisito per sempre, oggi più che mai. Parlato e ricordato più volte, tra noi invenute per ripeterci cose che abbiamo spesso. Il ricordo mio è che ho visto questo enorme funerale con le bare ed io ero un ragazzino di 14 anni e mezzo e cominciai a capire già allora che si moriva per il lavoro, per il salario, per il pane. Le bare che camminavano in questa lunga via portavano in quanto uno dei lavoratori edili che venne ucciso mentre si stava mangiando il panino di mezzogiorno. La cosa mi colpì profondamente e forse anche da questo, assieme alle lotte dei contadini per la ripartizione dei prodotti, si accese nel mio anima e nel mio cuore la fiamma della politica e del comunismo, perché allora di questo si trattava. Voglio rassegnarvi questo ricordo perché nel marzo del 47, 7 marzo, vi fu questa prima strage. Il 1° maggio di quello stesso anno, dopo la grande vittoria del blocco del popolo, vi fu la strage di Portella della Cinetta e negli anni successivi di lavoratori, di sindacalisti, di uomini politici di sinistra ammazzati dai governi centristi, e ne furono tanti. Quando dopo la costruzione del movimento operaio e della democrazia. Non dimentichiamoli mai, ricordiamoli sempre, perché da lì nacque una nuova Italia che ancora è in piedi e dovrà ancora lottare per La Repubblica era già esistente da 8 mesi, i carabinieri sparavano sulla popolazione al grido di Avanti Savoia davanti a questa piazza gremita di persone e fu una strage, decine di feriti e 3 morti, e nei giorni successivi si fece una manifestazione con 100.000, i funerali parteciparono 100.000 persone davanti a questo palazzo della prefettura e nessuno fu condannato, anzi Scelba riuscì a derubricare il reato di omicidio colposo e non fu mai condannato nessuno, mentre i pochi operai, i pochi manifestanti che furono inquisiti furono condannati per resistenza a pubblico ufficiale. Ecco come Scelba riuscì a mettere una pietra sopra
strage, prima strage della Repubblica Italiana, di fronte a questo palazzo che è sempre uguale, c'è scritto campeggia la scritta Palazzo del Governo. E di fronte a questo Nettuno ricostruito dopo il terremoto qui davanti alla prefettura, che il fascismo fece girare verso il mare, mentre prima era rivolto verso i palazzi del potere. Una città che è tra le più rivoluzionarie del pianeta. Qui il Vespro, la guerra del Vespro ha avuto una delle sue pagine più gloriose. 5 mesi la città fu assediata dai francesi e dall'esercito del Papa. Questa è una città dove sono scoppiate le più grandi rivoluzioni. Da sola si è rivoltata contro l'intero Regno di Spagna, una città che ha una potenza marinara e una potenza economica che si è consolidata nei secoli, è stata solo stroncata dal terremoto che in questi ultimi 100 anni l'hanno ridotta a un angolo dell'impero. Ogni anno si fa questa manifestazione, quest'anno è particolarmente riuscita, ci sono anche alcuni testimoni oculari dei fatti di quel giorno che all'epoca alcuni erano anche bambini, e comunque non è stata dimenticata questa strage di questa città che era rinata dopo il terremoto, bombardata, distrutta e poi fatta segno a colpi di carabina dai reali carabinieri al grido di Avanti Savoia.